Dopo 2 anni di serrate indagini, la procura siciliana di Agrigento ha chiesto l'archiviazione nei confronti del capo missione di Mediterranea, il veneziano Beppe Caccia, e del comandante della nave Mare Jonio Massimiliano Napolitano, indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di una presunta violazione di una diffida della Capitaneria di Porto di Palermo che aveva loro vietato, durante un salvataggio di 30 naufraghi in mare, di prendere il largo perché l'imbarcazione era priva di necessarie certificazioni e autorizzazioni a svolgere il trasporto di persone in caso di emergenza. Secondo la procura, invece, quel salvataggio di 30 migranti in mare nel maggio del 2019 fu legittimo. I due pubblici ministeri, nel verbale, hanno scritto che la scelta degli indagati di non avanzare richiesta di salvataggio alle autorità libiche è assolutamente legittima e non contestabile. La tutela delle vite, questa è la tesi della procura, costituisce un dovere degli Stati in mare e prevale sulle norme e sugli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare. La richiesta di archiviazione sposa in pieno tutto quello che gli attivisti delle navi umanitarie sostengono da sempre: la tutela della vita umana di chi naufraga e perciò si trova in uno stato di pericolo imminente viene prima di tutto.